La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha aperto le porte ai visitatori, semplici, curiosi o interessati a far parte della grande famiglia del volontariato civile, indossando la divisa giallo-blu. L'evento è stato organizzato in occasione delle celebrazioni della settimana della Protezione Civile, un vero e proprio Open Day. Mi sono veramente colpito, mi fa molto piacere vedere tanti giovani, tante persone anziane, vedo nonni, padri, madri, vedo famiglie. Evidentemente questo è un sistema che piace, è un sistema che ha una popolarità importante in questa regione, nel paese, e quindi far conoscere lo sforzo che la regione sta facendo, investendo in competenze professionali, in tecnologie, per migliorare quelle che sono le condizioni di sicurezza delle persone è sicuramente motivo di orgoglio. Sempre nell'ambito delle celebrazioni, che proseguiranno fino al 13 ottobre, la Protezione Civile regionale ha organizzato l'esercitazione multirischio Palma 25, che testerà la resilienza del sistema integrato attraverso una serie di attività presso il centro operativo di Palmanova e nel fronteggiare scenari di rischio sismico a Remanzacco e di antincendio boschivo a Medea. Io voglio davvero ringraziare tutti coloro che hanno accolto questo appello. Voglio ringraziare i volontari che consentono a questo sistema di essere così riconosciuto, forte. Voglio ringraziare tutti i tecnici che lavorano all'interno di queste strutture e voglio anche dire a tutti che noi abbiamo una grande responsabilità, quella di fare in modo che questa esperienza non finisca. Quindi dobbiamo raccontarla e dobbiamo soprattutto consentire ai giovani di conoscerla, sperando che una volta conosciuta ne vengano a far parte.